Questa mattina, attorno alle ore 10:15, un terribile scontro frontale ha avuto luogo nei pressi dello svincolo tra la strada 516 dei Pescatori e la 309 Romea, all'altezza di Santa Margherita di Codevigo. Nell'impatto contro un camion ad avere la peggio è stato il conducente chioggiotto di una Citroën Xara Picasso, che dopo essere stato estratto dall'auto da parte dei vigili del fuoco e stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove versa in gravi condizioni. Ancora non si conoscono le responsabilità dello scontro e la sua dinamica nei dettagli. Le conseguenze della circolazione stradale sono state notevoli, dal momento che all'iniziale senso alternato ha fatto seguito un lungo periodo di blocco in entrambe le direzioni, prima di una ripartenza lenta e faticosa del traffico poco prima delle 12:30. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nel blog Codevigo Azzurra. La prima seduta del Consiglio Comunale post-emergenza Covid, di nuovo in municipio a Chioggia, è cominciata stamane con un minuto di silenzio chiesto dal presidente Andrew Bullo per commemorare le 36 vittime del virus in città. È stato il sindaco Alessandro Ferro a fornire i dati attuali, che fortunatamente non vedono più alcun positivo nel territorio comunale, né alcuna persona in isolamento per essere stata in contatto con pazienti positivi. Sono stati 244 i casi complessivi accertati finora, di cui 208 negativizzati, cioè guariti, e appunto 36 deceduti, mentre 576 le persone messe in stato di isolamento domiciliare. Cuore della sessione odierna è stata l'approvazione del bilancio consuntivo per il 2019, avvenuta con 14 favorevoli, e la contrarietà del PD, della Lega e dei due consiglieri del gruppo misto. Il rendiconto riscontra 76 milioni e 500 mila euro di avanzo, provenienti in gran parte dalla legge speciale. Grandi risultati sono stati ottenuti anche riguardo il recupero dell'evasione dall'IMU. Prima gli assessori hanno risposto alle interpellanze. Purtroppo non vi sono novità positive per il sottopassaggio del Clodì, in quanto l'azienda appaltatrice versa in stato di difficoltà economica dopo quella sanitaria e ha rallentato i lavori che avrebbero dovuto iniziare poco dopo Pasqua. Per quanto riguarda invece l'incrocio a raso tra la Romea e l'abitato di Brondolo, l'ANAS ha commissionato un progetto e uno studio ingegneristico di concerto con gli uffici dei lavori pubblici del comune di Chioggia. Nel ribadire la prossima attivazione della videosorveglianza anche in Piazza Europa, atta a fronteggiare gli schiamazzi notturni dei più giovani, la Giunta ha affrontato anche la questione relativa al rincaro delle rette nella scuola per l'infanzia Sacra Famiglia di Sottomarina. All'interrogazione di Marcellina Segantin, consigliera di Chioggia Viva, che chiedeva sostegno alle famiglie, ha risposto l'assessora Isabella Penzo, la quale ha riferito che dall'istituto è giunta ai genitori un'ulteriore comunicazione che prevede il ritocco al ribasso delle rette preventivate. Segantin chiede comunque al comune di aiutare la possibilità di trovare un'altra collocazione a chi resta fuori. Prendono il via stasera dalle ore 20 alle 6 del mattino, da lunedì a venerdì, e continueranno fino al 15 luglio i lavori lungo la battigia di Isola Verde per riposizionare la sabbia del ripascimento. Il Genio Civile regionale, attraverso una nota odierna, ha infatti autorizzato i lavori di ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa, mediante il recupero della sabbia dalla spiaggia sommersa antistante Trecelle. Verrà evitata l'interferenza con il servizio di pulizia delle spiagge. Il ripascimento notturno, necessario a tutti gli stabilimenti balneari, era stato fermato dalle lamentele degli ospiti del villaggio turistico Isamar. Dopo lo stop dei giorni scorsi,
Il confronto tra amministrazione comunale, regione e operatori è continuato e ha portato i suoi frutti, commenta il vice sindaco e assessore al demanio Marco Veronese, ovvero la ripresa dei lavori di ripascimento che da oggi coinvolgeranno le 3 aree più compromesse, in aiuto agli operatori balneari in seria difficoltà. È chiaro che questa non può essere la soluzione definitiva. Nel breve periodo, cioè a settembre, ci aspettiamo che i lavori interessino anche le altre 3 celle, a oggi non coinvolte. Per l'anno prossimo e per quelli a venire, il Comune continuerà a sollecitare la Regione affinché i ripascimenti avvengano e si concludano in primavera, prima dell'inizio della stagione balneare, per evitare i disagi che purtroppo conosciamo troppo bene. Erano già previste le date dal 13 al 23 agosto, tutte le sere a tavola all'Isola dell'Unione, per celebrare il prelibato prodotto ittico nelle tavole di chiogiotti e turisti. Erano già stati fissati anche gli appuntamenti musicali in cartellone, dal liscio alle tribute band alla dance, ma questa festa del pesce azzurro evidentemente per il comune non sa da fare. Lo denuncia amaramente la cooperativa Mare Adentro che la organizza da 14 anni e che pure riuscirà a portarla lontano da queste rive, laddove evidentemente c'è meno paura di agire per risollevare lo spirito collettivo dopo la buia primavera. Non usa mezzi termini Maurizio Tiozzo in un post diffuso via Facebook. Incapaci, incompetenti, invidiosi sono gli aggettivi rivolti all'amministrazione grillina di Chioggia. Tiozzo parla di vergogna e di mancanza di rispetto, oltre che di senso del ridicolo. Prima ci hanno chiesto di spostare il periodo dalla consueta collocazione di fine giugno, scrive il dirigente di Mare Adentro, assicurandoci che ci sarebbe stata la deroga al regolamento assurdo che vieta altri eventi enogastronomici a luglio e agosto in città. Poi, dopo aver accettato e quindi spostato musicisti, forniture, noleggi e domande, ci vengono a dire che non si può ancora, suggerendo di spostarla a settembre fino alla doccia fredda. Pare il comune abbia condiviso, con presunti enti locali confinanti o vicini, di non fare niente per la prossima estate, complice la paura di un ritorno all'epidemia. Ma Jesolo, Caorle e Bibbione sono in piena evoluzione di manifestazioni. A Maurizio Tiozzo e ai suoi non resta che abbandonare il proposito, mentre altrove si svolgeranno il Pride, il Redentore, la Sagra dell'Anguilla e la Festa dell'Uva. Qui a Chioggia per incapacità e arroganza si vietano eventi in linea con le direttive sanitarie. Una realtà a vocazione turistica andrebbe tutelata, ma visto che loro non sanno organizzare, la strada più semplice diventa bloccare, nel silenzio assordante di una città incapace di programmare e di avere una visione del proprio futuro. Mare Adentro sarà attiva col proprio pesce chioggiotto nelle realtà di Solesino, San Giovanni Lupatotto e Vigonza. La ripartenza del turismo sottomarina è stata plasticamente rappresentata questa mattina nella sede dell'Associazione Albergatori dalla presentazione del progetto Concierge Digitale, che ha visto operativi l'Ente Bilaterale Veneto Friuli con Beniamino Boscolo, il Consorzio di Promozione Turistica Lidi di Chioggia con Giuliano Boscolo ed Elena Boscolo Nata, l'Ascot con Giorgio Bellemo e i creatori del dispositivo Alessio Casarolli e Paolo Longato. Si tratta di una dotazione innovativa consegnata a hotel e campeggi aderenti che permetterà non di sostituire il lavoro della reception, ma di offrire un servizio di informazione telematico, il quale eviterà l'assembramento da parte dei turisti, implementando le informazioni relative alla città e una migliore accoglienza riguardo dove mangiare, divertirsi, le manifestazioni, gli eventi. Saranno 17 tra alberghi e camping iscritti al consorzio e le strutture ricettive alle quali verrà consegnato nei prossimi giorni il concierge digitale. Il meccanismo avrà un graduale sviluppo dopo un paio di mesi di prova e successivamente entrerà anche in rete con l'offerta turistica del Delta del Po per ottimizzare la politica di promozione con il territorio lagunare, del centro storico e dei lidi clodiensi. Concierge digitale interamente finanziato dalla Regione Veneto
e semplice da usare, realizzato tramite applicazione, funzionando come totem informativo, ma installabile anche in tablet e televisori. It's not a game, it's a